Ok Rossi, grazie, andiamo. Ecco qua, allora dall'elicottero al nostro pick-up, vieni Loris, abbiamo qui, prego sedetevi, Agostino Pintus che è vai Benji, del servizio sperimentale, della stazione sperimentale del Zugaro, Esatto. Poi Luca Pinna che è il segretario regionale del WWF Sardo, con Luca Pinna vogliamo parlare un attimo di questa cosa. Il Limbara fa appunto parte dei 9 parchi previsti dalla legge 31. È stato un anno importante anche per quanto riguarda il Gennargentu, è stata finalmente firmata l'intesa e il decreto istitutivo di questo parco atteso dai sardi da circa 60 anni e quindi per noi rappresenta un importante traguardo. Non da tutti i sardi. Non da tutti, e questo è verissimo. Cos'è che non si può fare nel parco del Gennargentu che questa gente che si oppone al parco vorrebbe invece fare? Ma in effetti all'interno di un parco si può fare quasi tutto. Un parco è diviso per zone, riserva integrale e altre zone, viene pianificato l'utilizzo del territorio, però le cose e le attività che si svolgevano prima si continueranno a svolgere, l'agricoltura, la pastorizia, l'allevamento, l'artigianato, la caccia è l'unica attività probabilmente che viene penalizzata. Sì, però c'è anche da fare. Le aree pre-parco però sono aree che sono riservate ai cacciatori residenti, quindi in questo il cacciatore residente trae un beneficio. All'interno del parco non si può esercitare l'attività venatoria, però nelle aree pre-parco l'attività venatoria è riservata ai residenti, quindi hanno tutto da guadagnarci in questo senso.